Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, mercoledì 14 febbraio. Volevo far vedere lo stato scarico, reti esauste, oli bruciati, cassonetti pieni. Siamo alle solite. Saranno 2 o 3 mesi che queste sporcizie sono qui e nessuno le porta via. Hanno creato un magazzino lato destro del mercato ittico per buttare queste reti, questa roba. Guardate come siamo messi, sono all'orlo e nessuno pensa di portare via questa schifezza. Degrado assoluto. Tanto siamo in mercato ittico, dicono. Cosa vuol dire? Si lavorano? Ma no, ma non è giusto questo comportamento. Ci sono topi che sono più grandi dei gatti, non vi dico altro. Degrado assoluto. E nessuno fa niente. Verranno a portarli via. Quando vengono a portarli via? Quando vengono davanti all'ingresso, tutta sta sporcizia. Avete visto quanta ce n'è? Scrivete dei commenti, sono qui per tutti. Vi ringrazio, non voglio colpevolizzare nessuno, però il degrado è degrado. Saluti e baci a tutti. Il cittadino che si fa portavoce della comunità nel denunciare questo stato di degrado non ha torto. La situazione è complessa ed era partita in modo molto diverso. È stata un'iniziativa coinvolgente e di successo, ma adesso si sta trasformando in un boomerang a cui il rimedio potrebbe essere peggiore del male. Ricordiamo cosa è stato trovato nella zona protetta delle Tegnue negli anni. Reti fantasma come se piovesse, infatti piovevano, gettate fuori bordo perché vecchie, usurate, non più utilizzabili e in quanto se si fossero portate all'ormeggio non si sapeva dove conferirle o come smaltirle e nel caso in cui ci si fosse rivolti a un'azienda deputata il costo sarebbe stato non sostenibile. L'azienda che ha dato il via al conferimento delle reti senza alcun costo da sostenere da parte dei pescatori e della comunità aveva un accordo, il ritiro delle reti conferite con un rimborso spese al pescatore che le avrebbe consegnate, reti, cavi, attrezzature e quant'altro. L'anno scorso i pescatori orgogliosi avevano comunicato che erano state raccolte 100 tonnellate di reti dismesse, raccolte, conferite e sottolineiamo non gettate a mare. Quest'anno i presupposti sarebbero stati per una raccolta ancora più incisiva e benefica per l'ambiente. La ditta poi ha avuto un problema e già sul finire della scorsa estate latitava. Dello smaltimento se ne sono fatte carico le istituzioni. I pescatori hanno continuato a raccoglierle, ma a quanto pare la ditta che si era incaricata continua a tentennare. Le reti dismesse ad accumularsi insieme al degrado ogni giorno più importante. Quello che dice il cittadino è vero, l'area si sta trasformando nuovamente in un'area degradata a ridosso del mercato ittico che tratta il pescato della flotta più grande d'Italia. Chi si farà carico del conferimento questa volta? Le istituzioni? I pescatori? Il mare? Ottima l'idea della raccolta da sottoscrivere subito, come hanno fatto i primi pescatori pionieri che hanno creduto nel progetto. Ma adesso? Carne al fuoco, specialità carne. Sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina. Dopo l'incontro che si è svolto martedì 13 febbraio, ieri, incontro che si è tenuto a Roma presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il consigliere regionale del Partito Democratico Jonathan Montanello ha espresso profonda delusione per questo incontro, in quanto, secondo il consigliere, quello che avrebbe dovuto essere un momento di confronto istituzionale e costruttivo
si è invece trasformato in una sorta di riunione informale di esponenti legati alla Lega. E quindi Montanarello prende atto con rammarico che, nonostante le assicurazioni dell'assessore De Berti, le decisioni sulla strada romea siano state prese senza un adeguato coinvolgimento delle istituzioni locali. Secondo sempre Montanarello, è inaccettabile che i sindaci, indipendentemente dall'orientamento politico, siano stati esclusi da questa discussione. Insieme ai sindaci di Mira, Dole e Camponogara e al segretario provinciale del Partito Democratico, il consigliere ha espresso una forte preoccupazione riguardo il futuro della strada romea e al modo in cui verranno prese le decisioni che la riguardano. E quindi lancia un appello all'assessore De Berti per avere chiarimenti su questo incontro, ribadendo l'importanza di un approccio collaborativo e trasparente nella gestione delle infrastrutture regionali. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. La Regione Veneto partecipa alla Fiera Acquafarm di Pordenone con uno stand regionale, con l'obiettivo di promuovere i prodotti d'eccellenza della pesca professionale e dell'acquacultura venete. 6 organizzazioni di produttori del Veneto collaboreranno all'iniziativa che si svolgerà oggi, 14 febbraio, e domani. Si tratta delle OP Bivalvia, i Fasolari, la Cooperativa San Marco di Chioggia, la Cooperativa di Pila, la Cooperativa Mare di Pila e il Consorzio Cooperative dei Pescatori del Polesine, attive principalmente nell'ambito lagunare e marittimo. Lo stand presenterà i molluschi tipici delle aree venete, tra cui vongole veraci, vongole di mare, fasolari, cozze, ostriche, cannolicchi, tartufi di mare, seppie e moscardini. La fiera è a livello nazionale, unica in Italia e una delle più importanti in Europa. Oggi sarà presente l'assessore regionale alla pesca Cristiano Corazzari e dopo le 16 verranno proposti piatti a base delle tipicità presentate dallo chef David Perissinotto. L'assessore Corazzari ha sottolineato la varietà della produzione ittica del Veneto con numerosi allevamenti e valli da pesca che sfruttano l'acqua salmastra. Ha ricordato che ci sono 58 valli venete che coprono oltre 15.500 ettari di produzione lungo i 160 km del litorale. Le 1001 notte di Elisa, materassi, letti, poltrone relax. Dormire, riposare, rilassarsi, rigenerarsi. A questo serve un materasso ed Elisa ti consiglierà ciò che fa per te, per la tua corporatura e per i tuoi problemi di postura. Da 14 anni le 1001 notte ti augura sogni d'oro. Le 1001 notte in Viale Mediterraneo a Sottomarina, Chioggia. Non sembra, secondo quanto affermano i consiglieri regionali del Partito Democratico Chiara Luisetto e Jonathan Montanariello, che il liceo del Made in Italy abbia avuto un notevole riscontro, vista la scarsità di iscrizioni per il prossimo anno scolastico. A riguardo hanno presentato una mozione che è stata sottoscritta da tutto il gruppo Dem. Sembra che la proposta sia poco attrattiva, che sia stata poco condivisa, ma che sia stata calata dall'alto. Secondo i consiglieri, il liceo del Made in Italy, che punta allo sviluppo delle competenze richieste dal mercato produttivo e del lavoro, non è in linea con le peculiarità proprie dell'istruzione liceale. Questo percorso potrebbe invece inserirsi più adeguatamente nel quadro della formazione tecnico-professionale, pensata proprio allo scopo di rispondere alle esigenze del mondo del lavoro. La mozione che è stata presentata vuole impegnare la Giunta a instaurare un colloquio con docenti e dirigenti. Il percorso appare poco attrattivo anche perché poco chiaro, affermano. Serve quindi maggior chiarezza sulle discipline che andranno affrontate nel triennio e sui profili che potranno essere intrapresi dopo il diploma. Resta il fatto, affermano, che tale percorso va inserito in un ambito tecnico-professionale
professionale e non liceale. Aragoste, astici, gran seole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia. La notizia che il Veneto si posizioni come la quarta regione per disposizioni anticipate di trattamento, con oltre 18.000 testamenti biologici presentati ai comuni, nonostante la mancanza di campagne informative istituzionali, mette in luce l'importanza della questione del fine vita per i cittadini veneti. Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, che al tema sta dedicando molte energie, ha espresso la necessità che il presidente Zaia e l'assessore Lanzarin si attivino insieme ai sindaci per informare i cittadini di questo loro diritto. Baldin ha ringraziato l'associazione Luca Coscioni per aver mappato le DAT presentate nei comuni italiani, sottolineando l'assurdità del fatto che sia la società civile a dover ricostruire una banca dati di interesse pubblico. Ha evidenziato che la legge sulle DAT risale al 2018 e che sarebbe necessario un monitoraggio governativo per garantire che i cittadini siano adeguatamente informati sui loro diritti. Ha inoltre citato l'Emilia-Romagna come esempio positivo nella regolamentazione dell'aiuto medico alla morte volontaria, sottolineando che il voto dello scorso 16 gennaio ha evidenziato una frattura tra la politica veneta e la società, ricordando però che il Consiglio regionale si era già espresso sul tema del fine vita, approvando una mozione nel maggio dello scorso anno con l'impegno di garantire la libertà di scelta senza condizionamenti politici. Infine ha esortato il presidente Zaia a rispettare quell'impegno approvando una delibera con la sua giunta, come è stato fatto in Emilia-Romagna e come richiesto anche da Marco Cappato e dal comitato promotore. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Ricordandovi che le farmacie di turno oggi, mercoledì 14 febbraio, sono 2, a Sant'Anna, la Fischetti in strada statale Romea e alla farmacia al Duomo in Corso del Popolo a Chioggia. Vi saluto, vi ringrazio, se volete ci vediamo in negozio, alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Ciao a tutti! Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50%. Sulle migliori marche Seven, Invicta, Tinta Unita, Comics, su tutte le collezioni disponibili dal 20 al 50% di sconto, ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi o su quelli vuoti, buste e tombolini. Offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.